Torna la paura coronavirus a Villa Aldina a Rossano Veneto dopo che tutti gli ospiti della struttura Covid positivi, una quarantina su 70, erano stati negativizzati. Uno di loro risulta nuovamente positivo e la mente corre a qualche mese fa quando la casa di riposo era in assoluta emergenza. Un ospite autosufficiente, risultato negativo a 3 tamponi consecutivi, ha deciso di concedersi un pranzo a casa con i familiari. Dopo essere rientrato, è dovuto andare in ospedale per un intervento già programmato e in tampone di routine prima degli interventi l'ha trovato positivo al Covid, ma asintomatico. Molto probabilmente si tratta di uno strascico del precedente contagio, ma il vice sindaco intende tranquillizzare tutti. Non siamo preoccupati perché la casa di riposo comunque con l'esperienza acquisita in questi mesi è in grado di gestire la situazione. Prudenza, utilizziamo le mascherine, ma non dobbiamo aver paura del futuro e non dobbiamo creare un inutile allarmismo. Come funziona adesso proprio dentro la struttura? Certamente sono stati attivati tutti i protocolli specifici del Covid, il paziente è stato isolato, sono state verificate, verranno fatti i tamponi nuovamente agli ospiti, quindi possiamo tranquillizzare i familiari sul fatto che la gestione sarà attenta e mirata a evitare una nuova espansione del virus in casa di riposo. Lo stesso vale per i parenti che è andato a trovare in modo da mantenere contenuto il virus anche nella società civile. Certo è che la questione non è da sottovalutare. Sindaca e assessori saranno vigili più che mai, necessaria cautela. Non siamo preoccupati, siamo attenti, terremo sotto controllo la situazione, siamo a disposizione dell'istituto, ma non siamo preoccupati. Necessario il rispetto delle regole fondamentali in questa fase post-lockdown. Non è mai troppa, ecco, la precauzione. Esatto, non possiamo permetterci come paese di piombare in un nuovo lockdown. Se le protezioni che possiamo indossare è semplicemente portare la mascherina quando non riusciamo a tenere le distanze, direi che è un sacrificio che possiamo fare per avere la certezza di non scivolare nuovamente in una situazione così drammatica.